Da un punto di vista prettamente legislativo, perché è questo che ci si aspetta dagli amministratori, sta nascendo un lavoro, un provvedimento che sfocerà in un ricordo dell'alluvione del 51 a favore di una memoria che non è soltanto storica ma è anche culturale e sociale. Credo che sia un provvedimento che andrà a favore non soltanto del Polesine ma anche appunto alla memoria storica del Veneto. Oggi presento il mio saggio Le voci del Polesine, che nasce dalla mia tesi di laurea del 2019 e uno scritto che parla appunto dell'alluvione ma raccontato in maniera un po' diversa, ovvero vuole dare valore alle voci delle persone, non solo le persone, diciamo i grandi scrittori, vedi Cibotto, Buzzati, Biagi eccetera, ma anche le persone che l'hanno fatta l'alluvione, quindi quelle che noi possiamo definire diciamo le voci comuni, che sono le voci delle persone che hanno vissuto quei momenti e si sono rimboccati le maniche.